Buongiorno, sono Umberto Simonetti, sono il direttore dell'unità operativa complessa infanzia, adolescenza, famiglia dell'ULSS 7 di Pieve di Soligo, al cui interno lavorano i servizi per l'età evolutiva che si occupano anche dei bambini con diagnosi di autismo e in generale di disturbi dello spettro autistico. I servizi per l'età evolutiva operano in questo senso in un'ottica, come per tutti gli altri bambini del resto, in un'ottica di intervento multidimensionale rivolto alla globalità della persona. Attualmente stiamo seguendo come servizi 41 bambini con diagnosi dello spettro autistico nel 2012 eroghiamo interventi sia diagnostici, valutativi, per cui medici e psicologici soprattutto, e interventi poi di riabilitazione, cioè di intervento psicomotorio, logopedico, psicoeducativo, che rappresentano all'interno dei complessivi interventi dei servizi per l'età evolutiva orientativamente un 5% della globalità degli interventi. Abbiamo attivato dal 2006 un gruppo di lavoro dedicato che ha seguito una specifica formazione per la diagnosi sempre più precoce e sempre più precisa dei disturbi dello spettro autistico. Questo gruppo, formato da neuropsichiatra, psicologo, logopedista, psicomotricista, educatore professionale, assistente sociale, effettua tutti gli interventi diagnostici, elabora il progetto terapeutico, riabilitativo e poi effettua il monitoraggio del progetto insieme con gli altri, con i servizi per l'età evolutiva del territorio che stanno seguendo il bambino. Abbiamo in atto anche un intervento di formazione con gli insegnanti in collaborazione con il CTI e con l'associazione della nostra famiglia e con le associazioni delle famiglie, che è stato già attuato una prima volta con interventi distribuiti per ordine di scuola, oltre a 2 interventi di grande richiamo con la dottoressa Visconti e il dottor Cottini, e questo intervento di formazione rivolto agli insegnanti che seguono bambini con autismo ci sembra un ambito da sviluppare, perché come è noto la scuola, come la famiglia, rappresenta l'ambito privilegiato poi in cui effettuare gli interventi complessivi per l'autismo. Grazie.